Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Questa è un'introduzione a un video un po' più lungo, dove entro meglio nel dettaglio di un caso di cui ho già parlato in un video short, che è andato particolarmente bene e avete visto in tanti. D'ora in poi farò così: quando uno short va bene, preparo anche un video un po' più completo, per chi vuole davvero capire bene come sono andate le cose. Nel video che sta per partire sentirai una voce generata da intelligenza artificiale, ma ci tengo a dirtelo chiaramente: dietro ogni parola ci sono io, perciò non preoccuparti. Detto ciò, io ti ringrazio, spero che il video sia interessante. Prima di iniziare ti chiedo gentilmente di iscriverti, mettere un like al video e detto ciò, niente, buona visione. Ciao e alla prossima. Allora, pensiamo a una scelta, una di quelle che sembrano quasi impossibili. Da una parte, pagare una multa salatissima, una cifra che potrebbe davvero metterti in difficoltà. Dall'altra, rischiare un processo pubblico per un'accusa terribile. Beh, questa è proprio la situazione al centro di una vicenda giudiziaria molto complessa che arriva dalla Sardegna. Una storia che ci costringe a farci delle domande serie sul significato di giustizia oggi e anche sul nostro rapporto con gli animali. Ed eccolo qui, il dilemma, nero su bianco. Un allevatore di 64 anni si trova davanti a questo bivio. 14.000 euro, una sanzione economica pesantissima. Oppure, l'alternativa è affrontare un processo, con tutto quello che comporta, per un'accusa infamante come la crudeltà verso gli animali. È una decisione che, onestamente, nessuno vorrebbe mai trovarsi a prendere. Ma per capire come si è arrivati a un punto così critico, dobbiamo fare un passo indietro. È necessario tornare al novembre del 2021 per ricostruire, pezzo per pezzo, quello che è successo, o almeno quello che è emerso durante le indagini. La ricostruzione dei fatti è, a dir poco, agghiacciante. C'è questo cane, legato con una corda, al gancio di traino di un'auto e poi trascinato sull'asfalto. A riprendere una parte della scena c'è una telecamera di sorveglianza, che si rivelerà poi un elemento chiave per le indagini. L'epilogo, purtroppo, è il peggiore possibile. Le ferite dell'animale sono talmente gravi che la veterinaria non ha altra scelta se non l'eutanasia per mettere fine a una sofferenza terribile e utile. A seguito di questi eventi, ovviamente, si muove la procura. Il pubblico ministero, Enrico Lussu, formalizza l'accusa. E attenzione, non parliamo di un semplice maltrattamento. Viene contestata l'aggravante della crudeltà. Questo, in termini legali, è un dettaglio che pesa tantissimo perché aumenta di molto la gravità del reato e di conseguenza le possibili pene. Però aspettate un attimo, perché non si è arrivati subito a questa scelta tra processo e multa. La storia ha seguito un iter legale ben preciso, un percorso iniziato, pensate un po', proprio dall'allevatore stesso, nel tentativo di trovare una soluzione diversa. La prima mossa della giustizia, infatti, è un decreto penale di condanna. È una procedura speciale che, in pratica, permette di definire il tutto con una multa, senza fare il processo. E la cifra è quella che abbiamo visto, 14.000 euro, una somma enorme. Per molti, la vicenda si sarebbe potuta chiudere qui, con il pagamento, ma non è andata così. No, l'allevatore non ci sta. Decide di impugnare quel decreto e mette in atto una strategia difensiva molto chiara. Primo, fa una donazione a un'associazione che si occupa di animali. Questo gesto, legalmente, si chiama condotta riparatoria. L'idea, insomma, è dimostrare un pentimento concreto per cercare di ottenere delle misure alternative al processo vero e proprio. Ed è qui che la storia arriva a un punto di svolta decisivo. Tutta questa strategia viene portata in aula, davanti alla giudice Elisabetta Patrito. E quello che succede in questa udienza, cambia completamente le carte in tavola. Dunque, la difesa si gioca a due carte importanti. Chiede la messa alla prova, che avrebbe sospeso tutto per mandare l'imputato a fare lavori di pubblica utilità. E in alternativa chiede il patteggiamento, cioè un accordo sulla pena, ma trova un muro. La giudice Elisabetta Patrito è irremovibile, respinge entrambe le richieste. Niente da fare, di fatto chiude ogni possibile via d'uscita alternativa. E così il cerchio si chiude. Quel rifiuto della giudice riporta l'imputato al punto di partenza, ma con uno scenario molto, molto più rigido. Adesso non ci sono più tante opzioni sul tavolo. La scelta è diventata netta, obbligata, senza più spazio per mediazioni. A questo punto le strade sono solo due. Opzione A:
andare fino in fondo, affrontare il processo pubblico con tutti i rischi che questo comporta, ma anche con la possibilità magari di far valere la propria versione. Opzione B. Fare marcia indietro, ritirare l'impugnazione e pagare subito quei famosi 14.000 euro, chiudendo la faccenda una volta per tutte. Questa frase, presa dalle cronache, riassume la situazione alla perfezione. L'uomo è stato rinviato a giudizio, punto. Ora la palla è nel suo campo, la scelta finale spetta solo a lui. Ed è una scelta che, in un modo o nell'altro, avrà delle conseguenze enormi. Ma proviamo a guardare oltre il singolo caso, per quanto grave sia. Cosa ci dice una storia come questa? Forse che la giustizia sta diventando più severa quando si parla di crudeltà verso gli animali? O magari ci mostra le complessità di un sistema legale sempre in bilico tra la giusta punizione e la possibilità di riabilitare chi sbaglia? La questione, come si può immaginare, rimane decisamente aperta.